Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio dal Palacus di Sa Duchessa in Cagliari e benvenuti a Cus Cagliari alle Thunder Matelica. 16ª giornata del campionato di Serie A2 Girone B. Pasillo de Honor oggi a Cagliari per la recente vincitrice della Coppa Italia di A2, ma tanta voglia di confrontarsi con una delle squadre più forti del girone. Il Cus ha iniziato il girone di ritorno con 2 vittorie di fila e ora vuole provare ad alzare l'asticella. Matelica, dopo le fatiche di Coppa, ben ricompensate dal trionfo finale contro Alpo, ha vinto anche la prima di ritorno proprio contro le veronesi e ora cerca una vittoria che significherebbe aggancio al primo posto, in attesa naturalmente del match di Alpo, impegnato nel derby contro Vicenza alle 18:30. La squadra di Matassini avrà un leggero vantaggio in termini di freschezza atletica, avendo riposato lo scorso weekend. Ma questi discorsi lasciano un po' il tempo che trovano. Per le marchigiane, infatti, come ha sottolineato anche coach Matassini alla vigilia, sarà un match impegnativo perché il Cus attuale è squadra da playoff a tutti gli effetti. Quintetti base in campo, allora vediamo velocemente i roster a disposizione delle due squadre, partendo dalle ospiti che avranno Olga Ceciak, Cabrini, Bacchini, Chiovato, Battellini, Gramaccioni, Zamparini, Lorusso, Bonvecchio, Lizzi, Offor e Pilacuta. Cus Cagliari che risponde con Nasraoui, Pieundel, Bovenzi, Poddighe, Caldaro, Granzotto, Peric, Lai, Gagliano, Cassai, Salvemme e Corso. Dirigeranno l'incontro i signori Giuseppe Scarfò di Reggio Calabria e Luca Leggero di Caserta. Allora, tanta curiosità per vedere il Cus Cagliari confrontarsi con quella che è sicuramente una delle squadre più competitive del girone B e anche una delle favorite per la promozione finale. E si comincia, Ceciak e Nasraoui si contenderanno il primo possesso, grande lotta subito, alla fine la spunta la squadra di casa che dunque avrà a disposizione il primo possesso. Palla gestita ora da Giorgia Bovenzi, prova a far girare il Cus Cagliari che ha mostrato evidenti miglioramenti non solo in fase difensiva ma anche in attacco e lo dimostra subito Mary Nasraoui con la prima tripla del match. Vediamo come risponderà Matelica che attualmente occupa la seconda posizione in classifica a -2 da Alpo, però bisogna considerare che le ragazze di Matassini hanno una partita in meno, intanto Eleni Pilacuta dimostra subito di essere uno dei migliori centri di questo girone. Dall'altra parte risponde Mary Nasraoui, il tiro si infrange sul ferro, poi rimbalzo la più lesta è Ceciak. E allora vediamo il palleggio di Gramaccioni. Scarico per Pilacuta, tenta il tiro, stavolta non va bene, a rimbalzo Nasraoui. Gramaccioni che all'andata fu autentica mattatrice con 20 punti realizzati. L'andata in cui il Cus Cagliari soffrì particolarmente la superiorità di Matelica. Intanto prova la tripla Bacchini, il rimbalzo se lo prende Ceciak, che allora extra possesso per Matelica. Pilacuta. Qui finisce in una morsa Ilaria Bonvecchio. Fine guadagna la rimessa ma con soli 5 secondi a disposizione per andare al tiro. Dicevamo che Matelica all'andata superò il Cus Cagliari di 35, ma era un Cus Cagliari molto diverso, privo di Granzotto e Reggiani, così come di Mary Nasraoui. Tra l'altro Reggiani ancora assente pure oggi a causa di un infortunio al ginocchio. Nel frattempo arriva il primo fallo di Matelica. Guida il palleggio Bovenzi, Granzotto, Peric, scarico per Giorgia Bovenzi, poi Pieundel che nelle ultime giornate ha nettamente migliorato le sue percentuali al tiro, ci prova Granzotto, dalla distanza non va, a rimbalzo Bacchini ancora per Matelica. Palla dentro per Pilacuta, si libera molto bene sotto canestro Gramaccioni, ottimo giro palla, Ceciak da 3, palla lunga, poi Pilacuta conquista l'extra possesso, ancora Matelica avanti con Bacchini, la penetrazione
segna, subisce e andrà in lunetta. Gran giocata qui di Chiara Bacchini, che oggi incrocia la sua ex compagna ai tempi di Udine, Giorgia Bovenzi. E allora Matelica mette il musetto avanti e ora ha la possibilità di incrementare il sottile vantaggio. Non riesce il gioco da 3 punti a Bacchini. Subito Kus in avanti con la tripla tentata da Piendel, è corta, rimbalzo però conquista il possesso Peric. Poi Bovenzi va in penetrazione, c'è l'ottima stoppata di Olga Ceciak che poi parte da sola fino in fondo, si appoggia al tabellone e realizza un gran canestro. Parziale di 6-0 per Matelica. Ora il palleggio di Giorgia Bovenzi, prova a mettersi ancora in proprio, la perde ma ha subito fallo da parte della capitana di Matelica, Gramaccioni. Allora, gioco che riprenderà con la rimessa in zona d'attacco in favore del Cus Cagliari. Si libera Kinga Piendel, affrontata qui, cede a Bovenzi, si fa vedere centralmente Nasraoui, trova il corridoio per Peric che poi sbaglia, riconquista il possesso Bacchini, riparte velocissima Matelica, poi Nasraoui ci mette la mano e trova anche l'ultimo tocco di Eleni Pilacuta. Cus Cagliari che comunque è sceso in campo con il piglio giusto. Qui Granzotto va a cercare Kinga Piendel, esce dai blocchi Peric, ancora Granzotto, chiama un movimento, c'è ancora l'uscita di Piendel, si prende la tripla, stavolta ancora sbagliata. Qui riesce a tenere la palla in campo Bonvecchio. Ora Pilacuta all'indietro per Gramaccioni che mette la tripla del +6. Ora dall'altra parte Nasraoui per Granzotto. Peric, il palleggio nel pitturato, cerca spazio, si prende il tiro, lo sbaglia. Ottimo lavoro ancora di Olga Ceciak a disturbare la pivot bosniaca. Il palleggio di Bacchini, appoggio per Pilacuta, chirurgica la pivot cipriota. Nasraoui fuori ritmo, cerca il tiro, trova il ferro, poi a rimbalzo riconquista Peric. Bovenzi si prende il tiro da 3 lungo, poi a rimbalzo si avventa sul pallone Nasraoui, alla fine però non riesce a riconquistare il possesso. Allora ancora Matelica in avanti, Ceciak, spalla a canestro, il palleggio, trova centralmente una solissima Eleni Pilacuta e Coach Sciascia ci pensa su e dice: sai che c'è, mi prendo il time out, perché il parziale è di 13-0 per Matelica, che ha messo subito 10 punti di distanza rispetto al Cus Cagliari. E allora è il caso di fare una chiacchierata con le sue ragazze. Matelica che ha dimostrato subito di essere squadra forte e in gran fiducia. Dopo aver disputato una bellissima Final 8 di Coppa Italia, ha bissato il successo in finale contro Alpo anche in campionato, vincendo rispettivamente di 11 e poi di 10, quindi compagine marchigiana davvero in un grandissimo momento di forma, oltre naturalmente al grande valore tecnico del roster a disposizione di Matassini. Pronta a rimettere in gioco Marta Granzotto. Cus che deve cercare di interrompere questo parzialone di Matelica.
per ritrovare anche un po' di fiducia. Bovenzi aspetta l'uscita di Piendel, poi consegnato ancora per la playmaker di Aprilia. Si prende il tiro da 3, stavolta va a bersaglio. Esce bene dal time out il Cus Cagliari. Ora Ceciak la tiene lì per Gramaccioni. Qui piccola incomprensione tra Pilacuta e Bonvecchio, poi ancora la cipriota, scarico per Ceciak che ha un tiro aperto, lo sbaglia, a rimbalzo riconquista Bovenzi. Granzotto dentro per Nasraoui, prova la penetrazione, subisce il fallo. Allora sul -7 ancora possesso per il Cus Cagliari. Intanto c'è il primo cambio, fuori Ceciak, dentro Offor. Granzotto prova subito a velocizzare. Bovenzi, Nasraoui, ancora Granzotto, c'è il blocco di Pilacuta, poi Granzotto si prende il tiro e realizza. Parziale di 5-0 per il Cus, che prova a riavvicinarsi a Matelica. Qui si prende il tiro da 3 Gramaccioni. Riporta Matelica a distanza di sicurezza. Piendel per Bovenzi. Tenta la penetrazione, poi lo scarico per Granzotto, la finta, poi ancora per Bovenzi, tiro da 3 della play laziale che realizza botta e risposta tra Gramaccioni e Bovenzi. Ora il palleggio della capitana è bandiera di Matelica, dentro per Offor, qui pasticcia un po' l'italo-nigeriana e allora guadagna ancora il possesso il Cus Cagliari, che prova a sfruttare il momento. Insomma, il time out chiamato da Federico Sciascia è servito e come. Piendel, Nasraoui, l'uscita di Bovenzi ha molto spazio, poi però arriva un contatto, stavolta è fallo in attacco di Nasraoui. Anzi, credo che l'autrice del fallo sia stata Marta Granzotto, che ha confabulato a lungo con uno dei due arbitri. Intanto prepara il primo cambio anche il Cus Cagliari, fuori Tea Peric, dentro la capitana Eugenia Caldaro. 3 da giocare, avanti di 5 Matelica, ma il Cus Cagliari è in partita. Pilacuta, Gramaccioni, dentro per Bacchini, arriva il fallo di Kinga Piendel. Allora la rimessa per Matelica, fuori anche Kinga Piendel, dentro Virginia Salvemme. Il gioco riprende, servita a Bacchini, poi Gramaccioni, la finta, poi penetra la 12, si appoggia al tabellone, altra gran giocata di Gramaccioni. Dall'altra parte Bovenzi si mette in proprio, una grandissima penetrazione della numero 5 del Cus. Dall'altra parte Gramaccioni, dentro per Pilacuta, prova a ruotare su se stessa, il gran lavoro, poi però arriva l'infrazione di passi. Allora si resta sul +5 per Matelica, con palla in mano al Cus. Salvemme per Granzotto, scambia con Caldaro, poi sfrutta il blocco di Nasraoui, che però non commette fallo. Sembrava dall'atteggiamento del corpo che
fosse stata lei a commettere fallo, invece in realtà l'infrazione è stata di una giocatrice in maglia blu. Intanto rischia di perderla Salvemme, ma poi recupera. 6 secondi per andare al tiro. Nasraoui conclude, trova solo il ferro. Allora prova a uscire con Chiovato Matelica, dentro per Ofor, la finta, poi va sotto canestro per Pilacuta, si appoggia al tabellone con fallo e allora potenziale gioco da 3 punti per Matelica. Intanto fuori Gramaccioni, rientra in campo Ilaria Bonvecchio e vediamo se stavolta Matelica riuscirà a chiudere il gioco da 3 punti con Eleni Pilacuta. Solo rete per lei e allora va a +8 Matelica. Nasraoui deve cercare di restare quanto più possibile aggrappata al match la squadra di Sciascia. Qui subisce fallo Meriem Nasraoui. Intanto arriva il time out chiamato stavolta dalla panchina di Matelica. Cuscagliari che ha cercato e trovato una grande reazione dopo il primo time out, poi però Matelica ha ristabilito le distanze. Insomma, è chiaro che vista la forza dell'avversario serve davvero una prestazione straordinaria alla squadra di Sciascia. Squadre nuovamente sul parquet. È già in bonus Matelica, dunque il gioco riprenderà con 2 tiri liberi a disposizione di Meriem Nasraoui. A segno il primo libero della ex Broni. Fallisce nel secondo tentativo, allora 1 su 2 per lei dalla lunetta. Ora Bonvecchio col palleggio. Esce Bacchini. Lavora in post alto Pilacuta, dentro ancora per Bacchini che cerca il tiro. Arriva il fallo di Virginia Salvemme e allora va in bonus anche il Cuscagliari quando manca 1 minuto e 25 secondi alla prima sirena. Ora vediamo come se la caverà Bacchini dalla linea della Carità, va a centro con il primo. Il ferro sputa fuori il secondo tentativo, allora 1 su 2 anche per lei dalla lunetta. Dall'altra parte Granzotto trova centralmente Nasraoui che sbaglia appoggiandosi al tabellone, poi il tocco di Granzotto per un attimo sporca il possesso di Pilacuta, poi però recupera Matelica. Ora il palleggio di Bonvecchio, strade sbarrate, trova però sola dall'angolo Chiovato che sbaglia, un po' fuori ritmo la numero 9 di Matelica in questo caso. Allora attenzione a Bovenzi dall'altra parte, affrontata da Offor, poi Granzotto, ancora Bovenzi, ruota su se stessa, poi tenta un miracolo che non riesce. Allora attenzione al contropiede di Matelica, dall'altra parte si libera Bacchini, tiro aperto per la numero 7 e realizza un'altra tripla. E allora vola a +11 la Thunder. Ora Granzotto dentro per Nasraoui, la perde
Chiovato, 2 contro 1, va da sola, arriva la stoppata di Bovenzi, poi però la play di Cagliari pesta la linea di fondo e allora si riprenderà con la rimessa in favore di Matelica quando mancano 10 secondi alla fine del primo quarto. Pronta a rimettere in gioco Bonvecchio per Pilacuta. Esce Bacchini, si prende ancora il tiro da 3, lo sbaglia, si lotta a rimbalzo, alla fine però la palla esce fuori, l'ultimo tocco è di Marta Granzotto. Un secondo alla sirena. Dovrà prendersi un tiro non veloce ma di più la Alley Thunder. Bacchini ci prova sulla sirena, realizza e il tiro è buono. Buzzer beat di Bacchini che dunque va a chiudere sul più 14 il primo quarto. Noi diamo la linea alla regia per un breve spot e ci ritroviamo qui per il secondo quarto di Cus Cagliari Alley Thunder Matelica. Rieccoci in diretta da Saduchessa, inizio di secondo quarto tra Alley Thunder Matelica e Cus Cagliari, ospiti avanti di 14 dopo un primo quarto al doppio volto. Per metà il Cus ha retto bene, per il resto però Matelica ha dato una grande dimostrazione di forza mettendo subito 14 punti di distacco. Situazione ideale per la squadra di Matassini. Qui arriva il primo fallo del secondo quarto, la commette Mary Nasraoui. Che esce fuori. Fuori anche Marta Granzotto, dentro Salvemme e Pieundel. Rimessa per Bonvecchio, subito ad aggredirla Caldaro, poi l'ottima giocata di squadra per Matelica che però non riesce ad andare al tiro, palla rubata dal Cus che prova a ripartire in contropiede. Pieundel trova sotto canestro Salvemme, poi Peric, la finta, rotazione. Non trova lo spazio per andare al tiro, allora scarico per Pieundel. Il palleggio della numero 3, riesce a servire Caldaro, ancora Pieundel, tentativo di tiro da 3, poi ci prova pestando la linea, non va a segno il tentativo di Pieundel, allora occhio a Gramaccioni che parte in contropiede. Tiro aperto per Bonvecchio, trova solo Ferro, rimbalzo ancora la polacca, allora prova a ragionare il Cus Cagliari.
che deve recuperare uno svantaggio importante, ma è fondamentale mantenere la calma, c'è tutto il tempo del mondo. La frenesia non aiuta sicuramente. Prova ad avventurarsi da sola Salvemme, si gira, il tiro sulla sirena, sbaglia. Allora, nuovo attacco per la Thunder con Pilacuta. Bonvecchio. Si gira, legge bene Salvemme che intercetta, prova a ripartire il Cus Cagliari. Piondel. Trascorsi quasi 2 minuti nel secondo quarto, ancora nessun punto. Ci smentisce subito Giorgia Bovenzi, che nel primo quarto ha realizzato 8 punti, top scorer sponda Cus Cagliari. Ora sale a 10, dunque va in doppia cifra la play di Aprilia. Dall'altra parte intanto Lizzi si prende il tiro, a rimbalzo riconquista il possesso Salvemme, ancora Bovenzi. Dall'altra parte per Kinga Piendel, si prende il tiro da 3, arriva la prima tripla della partita di Kinga Piendel, parziale di 5-0 per il Cus Cagliari. Lizzi, Gramaccioni, ancora la 12, ha un tiro aperto, lo sbaglia, a rimbalzo vola Tea Peric, poi lotta Salvemme da terra. Qui arriva la contesa e la freccia è dalla sua parte. Intanto pronta a rientrare in campo Olga Ceciak, fuori Pilacuta. Intanto c'è bisogno di asciugare quella zona di campo. Salvemme che ha avuto un ottimo impatto in questo secondo quarto, chiamata subito in causa per sostituire Meriem Nasraoui. Gioco che riprende, prova a mettere subito ritmo Piendel, ancora da 3, la polacca stavolta sbaglia, a rimbalzo riconquista la sfera Bonvecchio che prova a ripartire, si appoggia a Bacchini, la finta, poi il tentativo dal perimetro, trova solo il ferro, a rimbalzo Peric, e allora riparte l'iniziativa offensiva del Cus Cagliari con Piendel che ora ragiona. Bovenzi prova a sfruttare il blocco di Tea Peric, la finta, poi riparte la numero 5, poi torna da Salvemme. Ha la possibilità di un tiro aperto, è corto, a rimbalzo Peric riconquista, poi arriva il fallo di Lizzi. Saranno 2 tiri liberi per Tea Peric, che ha dunque l'opportunità di sbloccarsi in questo match, ancora a 0 nella casella dei punti realizzati. Intanto riguardo al primo quarto segnaliamo i 9 punti messi a segno da Chiara Bacchini e da Eleni Pilacuta. È corto il primo libero di Tea Peric, che nell'ultimo periodo ha abbassato la sua media punti, in particolare c'è stato un calo dopo la sosta per le nazionali. Ancora alla ricerca dello stato di forma migliore la pivot bosniaca, intanto mette la tripla Bonvecchio e allora va a più 11 la Alley Thunder. Ora la tripla se la prende anche Eugenia Caldaro che risponde subito. Qui la penetrazione di Gramaccioni, prova a forzare il tiro, si aspettava anche un fischio arbitrale che però non è arrivato. E allora si riprenderà col possesso per il Cus Cagliari, che intanto rimanda in campo Meriem Nasraoui e Marta Granzotto.
Insomma, Caldaro e Salvemme si sono comportate benissimo in questo inizio di secondo quarto. E allora Sciascia mette nuovamente in campo esperienza con Granzotto e Nasraoui. Bovenzi, la finta di Granzotto, poi il palleggio, prepara il tiro da 3 che non tocca nemmeno il ferro. Qui forse un po' troppo frettolosa la 11 di Cagliari. Allora si resta sul +8 per Matelica con Bacchini che ora cerca soluzioni. Ceciak dentro per Pilacuta, lavora spalle a canestro, poi cerca il gancio, tiro corto però, a rimbalzo riconquista Peric. Dicevamo delle difficoltà al tiro, ma sempre grande contributo in termini di rimbalzi e di presenza nelle plance per la pivot bosniaca. Ora il blocco a favorire Kinga Piendel, poi riceve all'interno del pitturato, si gira Peric e stavolta è sfortunata, non trova l'aiuto del ferro. Ora attenzione a Ceciak, la finta, poi penetrazione della polacca, tiro si trasforma di fatto in un assist per Pilacuta, poi tiro aperto per Bonvecchio, sbaglia, rimbalzo di Bovenzi, si gioca a ritmi altissimi. Ora Granzotto, Nasraoui, Piendel, Granzotto, ancora Meriem Nasraoui, arriva il fallo di Pilacuta. Si tratta del secondo fallo in questo secondo quarto per le ospiti. E allora il gioco riprende con la rimessa, già battuta da Kinga Piendel. Ora Bovenzi cerca Peric. Palleggio di Bovenzi, si prende il tiro da 3, sbaglia, a rimbalzo Bonvecchio. Palla dentro per Pilacuta, qualche difficoltà nel controllo, ne approfitta Nasraoui, allora riparte subito il Cus Cagliari. Qui l'ottima lettura di Bonvecchio sul cambio di gioco di Piendel. Non c'è la possibilità per il contropiede, ma alla fine Bonvecchio va con il reverse e segna un bellissimo canestro. +10 Matelica. Granzotto, Nasraoui per Giorgia Bovenzi, il blocco della 0-0, poi cercata sotto canestro, trovata molto bene. Ora Peric, il tiro corto, il rimbalzo poi di Matelica. Bonvecchio, dall'altra parte si libera Bacchini che tenta la bomba, sbaglia, a rimbalzo però Ceciak conquista l'extra possesso per le biancoblu. Bonvecchio evita Peric, poi serve Gramaccioni, stop e tiro, l'errore poi Pilacuta ancora per Gramaccioni, vede sola sotto canestro Bacchini che realizza e allora torna a +12 la squadra marchigiana. Ha ripreso le misure la Alley Thunder dopo l'ottimo inizio del Cus Cagliari. Bovenzi attacca centralmente, scarico per Granzotto, giro palla veloce per Piendel, sotto canestro Nasraoui, subisce il fallo ma non trova il canestro. Andrà comunque in lunetta la 0-0 del Cus Cagliari. Intanto fuori Bonvecchio, sponda Alley Thunder, fa il suo esordio in questa partita Asia Zamparini. Meri Nasraoui dalla lunetta mette a segno il primo. Abbiamo vista piuttosto contrariata per non aver realizzato in precedenza.
Tanto qui il gioco si è fermato perché la panchina di Matelica ha fatto notare un errore nel punteggio segnato dal tabellone. Che segnava già 25 anche prima del primo tiro libero. Ora il punteggio è stato aggiornato, allora il secondo libero di Nasraoui che va a segno. Allora torna a -10 il Cus Cagliari. Gramaccioni per Ceciak. Prima palla giocata da Zamparini, ancora Gramaccioni. Zamparini si prende subito il tiro da 3 e realizza. Mano subito calda per Asia Zamparini, che personalità. Ora Bovenzi dall'altra parte, le finte della numero 5. Si prende il tiro Giorgia Bovenzi e mette a segno altri 2 punti. Ora Gramaccioni ancora per Zamparini, si va dall'altra parte per Ceciak. Bacchini, la penetrazione, si prende il tiro Bacchini. Grande partita anche per lei quest'oggi e arriva il time out chiamato dalla panchina di Cagliari. Matelica che tocca quota 40, dunque più 13 sul Cus. Terminato il time out, squadre che tornano sul parquet per questo finale di secondo quarto che sta mettendo in mostra ancora la grande forza, la grande personalità della Alley Thunder Matelica, che per 2 volte, sia nel primo che nel secondo quarto, è stata capace di riemergere e di annullare le velleità di rimonta del Cus Cagliari, che sta facendo del proprio meglio, ma è davvero difficile affrontare una squadra così forte e così in fiducia. Ora Ceciak contrasta il tentativo di tiro di Kinga Piendel. Ora Bacchini per Gramaccioni, dentro per Pilacuta, disturbata da Nasraoui, prova a lavorare col fisico la pivot cipriota, va fino in fondo, trova l'ultima deviazione di una giocatrice del Cus Cagliari. Viene chiamato nuovamente time out, stavolta dalla panchina di Matelica. Manca 1 minuto e 12 all'intervallo lungo. Insomma, Cus Cagliari finora è riuscito a ridurre solamente di 1 punto lo svantaggio registrato alla fine del primo quarto. Ci sarà da difendere bene e poi cercare di ridurre ulteriormente il gap negli scampoli rimanenti prima della sirena.
Tanto segnaliamo una gestione dei falli decisamente più prudente in questo secondo quarto da parte di entrambe le squadre. Ferma a 3 Matelica, un solo fallo commesso dal CUS Cagliari. Pronta a rimettere in gioco Gramaccioni. Ceciak ancora per la capitana che tenta il tiro, arriva il fallo di Marta Granzotto. Allora, altro possesso per Matelica. Qui un po' contrariata Marta Granzotto. Gramaccioni pronta nuovamente alla rimessa, va a cercare dall'altra parte Zamparini, altro tentativo da 3, il rimbalzo lo prende per un istante Bacchini, poi però serve una giocatrice in maglia bianca, allora Bovenzi si avventura sotto canestro, la finta di Peric, ancora Bovenzi che però ha pestato la riga laterale e allora possesso regalato alla Alley Thunder. Passa anche per questi dettagli il tentativo di assottigliare il distacco da parte del CUS Cagliari. Intanto Pilacuta gira per Ceciak, parte in palleggio la polacca, poi il tiro sbagliato, rimbalzo di conquista Nasraoui. Altra possibilità per il CUS Cagliari con Bovenzi. Granzotto, il blocco di Nasraoui, Granzotto ancora per Nasraoui, pensa per un attimo al tiro, poi cambia idea. Bovenzi si prende la licenza per il tiro da 3, sbagliato. Il rimbalzo è di Matelica che ora ha a disposizione l'ultimo possesso di questo secondo quarto. Lavora un po' anche col cronometro Gramaccioni. Ancora la 12. La penetrazione poi trova all'angolo Zamparini, cerca di chiudere con una tripla, sbaglia e poi arriva il suono della sirena a sancire il finale di quarto. Punteggio che si chiude sul 40-27 in favore di Matelica, squadre a riposo. Allora ci prendiamo un break pure noi e ci ritroviamo qui per il terzo quarto di CUS Cagliari Alley Thunder Matelica.
Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. In Italia, oggi più che mai, qualità e versatilità del servizio di distribuzione sono di primaria importanza quanto la scelta delle materie prime. Grazie all'esperienza più dei suoi soci fondatori, Winet SRL è in grado di orientarti e supportarti nella consegna dei tuoi prodotti in tutto il mondo, offrendoti un servizio affidabile e professionale. La piattaforma MyWinet ti permetterà di scegliere tra i migliori corrieri esistenti sul mercato, mostrandoti in tempo reale le loro quotazioni comprensive del costo carburante aggiornato ed eventuali supplementi per aree remote o località disagiate. Evidenzierà eventuali mancanze nei dati inseriti dai tuoi clienti nell'indirizzo di destinazione, come l'assenza del numero civico o del CAP. Ti permetterà di monitorare tutte le tue spedizioni avendo ben visibili data di consegna e nome di chi ha ritirato la merce, tutto in un'unica e intuitiva dashboard. Potrai scaricare e gestire in modo automatico i diversi ordini collegando i tuoi e-commerce o marketplace, Amazon, eBay, Etsy, PrestaShop, Shopify, WooCommerce e ti basterà un semplice click per elaborare contemporaneamente sino a 1000 spedizioni in 60 secondi. Oltre 1500 clienti usufruiscono già dei nostri servizi. Tutte le nostre concessionarie aderiscono alla community Sardex Pay. Se anche tu ne fai parte, potrai pagare con la moneta complementare di riferimento del circuito Sardex. Winet, la soluzione completa per la gestione dei tuoi ordini e delle tue spedizioni. Fai la scelta giusta. Scegli Winet. Cos'altro? A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente
qualificato potrà fruire del servizio Transfert da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Anch'io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco, e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri, e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto! Bentornati in diretta dal Palacus di Cagliari, squadre già in campo pronte a ricominciare. Il primo possesso verrà giocato dalla Alley Thunder, che può godere di un buon vantaggio maturato nei primi due quarti di gara
40-27 il punteggio all'intervallo lungo. Nella prima frazione di gioco abbiamo da segnalare i 12 punti di Bovenzi nel Cus Cagliari, l'unica ad andare in doppia cifra per le padrone di casa. Dall'altra parte abbiamo i 13 di Chiara Bacchini, ma poi, pur non andando in doppia cifra, Gramaccioni e Pilacuta ci sono andate vicinissime con 8 e 9 punti rispettivamente. Intanto primo attacco dell'Alley Thunder si conclude con questa tripla tentata da Ceciak, che però non va a bersaglio. Allora, primo tentativo anche per il Cus Cagliari con Pieundel per Granzotto. Bovenzi, la penetrazione, poi la lascia lì per Peric, riesce a tenere il possesso, poi Pieundel troppo lontana per concludere, affronta la sua connazionale Ceciak, poi tenta il tiro da 3, troppo lungo, palla casca fra le mani di Bacchini. Bacchini che ora riceve con un tiro aperto e mette a segno la tripla. Partita monumentale di Chiara Bacchini, che sale a quota 16 nel suo personale score di questa partita. Bovenzi dall'altra parte, esce dai blocchi Marta Granzotto. Pieundel, posizione centrale, poi cede nuovamente a Granzotto, si libera centralmente Peric, buono il lavoro sul piede perno, poi però sbaglia. Allora possesso che torna alle bianco-blu, che hanno portato a 16 i punti di vantaggio. Pilacuta prova a disturbarla Nasraoui, l'uscita per Gramaccioni. Dall'altra parte c'è il tentativo di Bonvecchio, aiutata dal ferro. E allora parziale subito di 5-0 per la Alley Thunder. Granzotto sfrutta il blocco di Nasraoui, poi trova Peric centralmente, non si intende qui con Meri Nasraoui, la pivot bosniaca, e allora palla nuovamente regalata a Matelica. Ora ha più 18 la squadra marchigiana, che può amministrare un sostanziale vantaggio. Ceciak, lo scarico per Pilacuta, Gramaccioni con la tripla, stavolta la sputa fuori il ferro, prova a ripartire subito il Cus con il tentativo da 3 di Granzotto, completamente fuori misura, ma salva il possesso Bovenzi con un mezzo miracolo. Poi parte in solitaria Kinga Pieundel con l'aiuto della tabella, va a sbloccare il tabellino anche per il Cus Cagliari in questo inizio di terzo quarto. Dall'altra parte prova subito a rispondere Bacchini, sbaglia, poi subisce un colpo Tea Peric a rimbalzo. Rimasta nella sua metà campo, si appresta a accompagnare l'attacco delle compagne in questo momento. Palla scaricata ora per Nasraoui, si prende il tiro da 3 Nasraoui, lungo, a rimbalzo Peric, si appoggia al tabellone e arrivano altri 2 punti per il Cus. Ora Pilacuta lavora spalle a canestro con la sua stazza imponente, la cipriota si gira su Peric e con l'aiuto del ferro trova 2 punti. Pieundel per Granzotto, dall'altra parte Bovenzi, la penetrazione, si scontra contro un muro bianco-blu, arriva l'errore al tiro della playmaker laziale e poi anche fallo in attacco per Giorgia Bovenzi. Subito a chiamare time out Federico Sciascia. Quarto iniziato decisamente male dal Cus Cagliari, che poi ha provato a reagire, ma Matelica è sempre pronta a smorzare i tentativi di riavvicinamento delle cagliaritane. Insomma, è chiaro che gestire queste situazioni non è mai facile.
anche perché c'è il rischio che subentri un minimo di sfiducia da parte di chi deve inseguire, ma è fondamentale restare aggrappati al match anche davanti a uno svantaggio così importante. E cercare, se dovesse arrivare, anche di sfruttare un ipotetico calo di tensione da parte di Matelica, calo di tensione che finora non c'è stato. Gramaccioni, Bonvecchio la lascia lì per Bacchini, dentro ancora per Bonvecchio, la finta, si apparecchia il tiro, lo sbaglia, poi a rimbalzo lotta e riconquista Ceciak, va al tiro, sbaglia anche lei, poi però riconquista la sfera. Allora altro extra possesso per Matelica. Bonvecchio sfida nell'1 contro 1 Kinga Piendel, si prende lo spazio per il tiro in step back e realizza. Ilaria Bonvecchio, anche lei molto impartita. Palla dentro per Peric, cerca fuori ancora Bovenzi, la finta di Bovenzi, gran canestro di Giorgia Bovenzi con la finta di assist per Peric, poi invece è andata fino in fondo a mettere la palla nel sacco. Qui Bonvecchio carica troppo il suggerimento in avanti alla ricerca di Pilacuta e allora il possesso regalato al Cuscagliari. Tanto coach Sciascia rimanda in campo Caldaro e Salvemme, fuori Piendel e Tea Peric. Bovenzi guida l'attacco del Cuscagliari, Salvemme vediamo se riuscirà a dare vivacità alla squadra universitaria. Si prende subito il tiro Virginia Salvemme, il ferro e il tabellone non l'aiutano, il rimbalzo se lo prende Gramaccioni. Ora Bonvecchio, Ceciak cerca nel pitturato Pilacuta che subisce il fallo. E allora avrà a disposizione 2 liberi la pivot cipriota. Senza ombra di dubbio uno dei centri più dominanti di questo girone B, con i suoi 193 centimetri. Assegno il primo libero per Eleni Pilacuta. Fallisce il secondo tentativo e allora si resta sul più 17 per Matelica. Granzotto, Salvemme dentro per Nasraoui, palleggio di Bovenzi, Salvemme dentro, trova ancora Nasraoui, il gancio di Mary Nasraoui che è sfortunata al tiro. Qui Bonvecchio trova centralmente Offor, si prende il tiro, sbaglia, a rimbalzo domina Eleni Pilacuta. Qui la palla contesa e allora il possesso viene concesso al Cuscagliari. Tanto un po' di riposo anche per Bonvecchio, dentro con la numero 9 Federica Chiovato. Insomma il Cuscagliari ha certamente bisogno di un parziale importante per cercare di mettere nuovamente pressione a Matelica, cosa però non facile. Squadra che concede davvero poco, quella di Matassini.
Qui Nasraoui si prende il tiro fuori ritmo, sbaglia, a rimbalzo lotta Salvemme che poi riconquista anche su Pilacuta in seconda battuta. Altro tentativo per il Cus Cagliari, Bovenzi si prende la tripla, la sbaglia, la palla termina in out, poi chiede scusa alle proprie compagne, qui forse ha avuto un po' troppa fretta. Riparte l'azione offensiva di Matelica con Pilacuta. Offor. Chiovato trova dentro Bacchini, riceve circondata, si libera lo spazio dall'altra parte per il tentativo da 3 di Gramaccioni che va a bersaglio. Salvemme. Fuori per Granzotto, prova a farsi vedere anche Nasraoui che ora porta il blocco. Palleggio di Marta Granzotto, la penetrazione, poi lo scarico all'angolo per Virginia Salvemme, il tiro lungo. Agguanta la sfera Gramaccioni che riparte subito. Poi si ferma e ragiona. Chiovato. Qui fallo in attacco di Bacchini. Allora possesso per il Cus Cagliari. Fuori intanto Pilacuta, entra in campo con la 24 Eva Lizzi. Matelica che continua piano piano a incrementare il proprio vantaggio, ora siamo a più 20. Nasraoui dietro per Bovenzi. Salvemme cerca Caldaro, ancora Bovenzi, non molla un centimetro però difensivamente Matelica. Qui arriva l'errore in fase di controllo di Salvemme e allora palla regalata all'Lei Thunder. 2:38 alla sirena del terzo quarto e palla in mano a Matelica che può cercare di allungare ulteriormente. Gramaccioni. Il giro palla delle bianco-blu, ora Bacchini, la finta, poi cerca e trova Lizzi all'angolo. Tentativo da 3, respinto dal ferro, a rimbalzo la riconquista Gramaccioni che va subito a cercare la bomba. Sbaglia anche lei però, stavolta il rimbalzo se lo prende il Cus Cagliari. Salvemme, Granzotto, deve accelerare il giro palla la squadra di Cosciascia. Qui le finte di Bovenzi, cerca centralmente Nasraoui che subisce fallo da parte di Chiovato. Intanto è pronta a effettuare il suo ingresso in campo Kinga Piendel. Fuori Marta Granzotto. Gioco che riprende con la rimessa di Bovenzi. La penetrazione di Salvemme che trova un muro chiamato Eva Lizzi, però commette anche infrazione di passi. Tanto fuori Gramaccioni, rientra in campo Bonvecchio. Bacchini, Lizzi. Ancora la 24. Suggerimento per Chiovato, la finta, poi va fino in fondo, perde palla, poi la riconquista però Eva Lizzi che va a segnare per il più 22 della Lei Thunder. Bovenzi si fa vedere dentro anche Eugenia Caldaro, non sa chi darla Bovenzi, alla fine trova lo scarico per Salvemme, tentativo da 3, sparato fuori dal ferro. Allora, 1 minuto e 5 alla sirena. Si riporta nuovamente in attacco Matelica con Offor. Bacchini. Non cala di intensità la squadra di Matassini. Tiro sbagliato, poi rimbalzo, Lizzi riconquista. Chiovato, il palleggio, stavolta ci mette la mano Bovenzi in maniera regolare. Poi però difende bene anche Bacchini sul tentativo di Piendel. Allora riconquista il possesso Matelica.
Offor, ancora per Bonvecchio. Insomma, anche nelle rotazioni è palese come la squadra di Matassini abbia davvero tanta qualità. Tanto fuori Bacchini, torna in campo la numero 14 Asia Zamparini. Si incarica subito della rimessa per Bonvecchio, il palleggio della numero 16, poi Offor, ancora a cercare nell'angolo Zamparini, poi si accentra, serve Bonvecchio che trova una grandissima tripla. Ora più 25 per Matelica e qui arriva il fallo attribuito a Meriem Nasraoui, che intanto vediamo zoppicare. Allora, costretta ad abbandonare il campo almeno momentaneamente, speriamo per lei e per il Cus Cagliari naturalmente, Meri Nasraoui. Oggi ben al di sotto rispetto alle medie delle ultime due partite. Lizzi si prende subito il tiro da tre, ancora un buzzer di Matelica. E dunque va a chiudere nel migliore dei modi il terzo quarto con il punteggio di 61-33. Gara praticamente in cassaforte per la seconda forza del campionato. Noi ci prendiamo una breve pausa e ci ritroviamo per il quarto quarto di questa Cus Cagliari all'Eitander Matelica. Rieccoci da Saduchessa per il quarto quarto di Cus Cagliari all'Eitander Matelica. Terzo quarto che si è chiuso sul più 28 in favore delle marchigiane, che di fatto hanno congelato il match. Insomma, sarà importante in questo ultimo periodo per il Cus Cagliari non gettare la spugna e cercare quantomeno di uscire dal campo a testa alta, magari provando a ridurre questo enorme svantaggio maturato nei primi tre quarti. Bovenzi guida il palleggio, si fa vedere centralmente Salvemme, poi Kinga Pieundel. Prova a sfruttare il blocco di Peric, va fino in fondo, Pieundel cerca l'aiuto del Ferro che però non arriva. A rimbalzo conquista la sfera Offor, ora guida l'attacco delle bianco-blu Bonvecchio. Riesce a eludere Salvemme, lo scarico per Lizzi, la tripla della 24, respinta dal Ferro, poi palla fuori.
insomma, se c'era bisogno di un'ulteriore dimostrazione che Matelica fosse una grande squadra, quest'oggi sta arrivando. Gara che poteva rappresentare qualche insidia per la Alley Thunder, che dopo aver vinto la Coppa Italia e battuto la prima forza del campionato Alpo in campionato ha dovuto sostare per il turno di riposo. Questo avrebbe potuto magari abbassare un po' la tensione, la concentrazione delle ragazze di Matassini, così invece non è stato. Tanto vediamo il tentativo di Bovenzi lungo dal perimetro. Riparte la Alley Thunder con Zamparini, cerca nell'angolo Chiovato, legge bene però Kinga Piendel, va fino in fondo Piendel, si scontra con Bonvecchio e commette fallo in attacco. Tanto fuori Bovenzi e Caldaro, entrano in campo Nasraoui e Granzotto. Tanto mi correggo, non è stato dato fallo a Piendel, bensì palla fuori, dunque rimessa per Matelica. Chiovato, Bonvecchio cerca con lo sguardo Lizzi, alla fine invece trova assistenza in off-or. Lavora nel pitturato, poi lo scarico ancora per Bonvecchio. Il palleggio della 16, prova la penetrazione, si libera per il tiro Bonvecchio. C'è l'errore e a rimbalzo riconquista la sfera il Cus Cagliari. Granzotto per Nasraoui, consegnato per Kinga Piendel. Si accentra Salvemme, il palleggio su Chiovato. Nasraoui. Si prende la tripla Nasraoui, è leggermente corta, poi rimbalzo però la riconquista Peric, cerca di andare al tiro, arriva il fallo di Eva Lizzi. E allora gita in lunetta per Tea Peric. Intanto fuori Piendel, dentro la giovanissima Cassai. Classe 2008, che sta trovando poco spazio in questa stagione. Tutti questi minuti sono esperienza per lei. Intanto realizza entrambi i tiri liberi Tea Peric, poi lascia il posto a Gagliano. Bonvecchio trova Lizzi sotto canestro, di prima intenzione a Chiovato, la fa girare benissimo Matelica, la finta di Zamparini, poi ancora dall'altra parte per Chiovato, altra finta Chiovato, Lizzi si libera per il tiro da 3, impreciso, acchiappa la sfera a Granzotto e prova a ripartire, cercata dall'altra parte Salvemme, la grande lettura di Bonvecchio che va a scippare la 22 del Cus Cagliari, poi l'appoggio sotto canestro per Offor che va a realizzare. Salvemme, Cassai, palleggio di Granzotto, palla dentro per Gagliano, prova a lavorare sul piede perno, poi serve all'angolo Salvemme, ancora Gagliano, poi trova Cassai, si prende il tiro, Eleonora Cassai sulla sirena va a realizzare i suoi primi 2 punti. Offor, Bonvecchio ha spazio per ragionare, ora Chiovato, si prende il tiro Chiovato, impreciso, palla che termina in out. E arrivano 2 cambi anche sponda Matelica, fuori Bonvecchio e Zamparini, rientra in campo Gramaccioni, fa il suo esordio in questo match anche Francesca Lorusso, altra giovanissima, classe 2007. Cassai, Gagliano, ancora la 17, prova a mettersi in proprio, poi lo stop,
non arriva assistenza, alla fine arriva invece Granzotto che si gira, cerca il canestro, non lo trova. Ora dall'altra parte Gramaccioni, Lizzi, tiro lungo, a rimbalzo però c'è Offor che la riconquista, Chiovato sceglie di ricominciare dalla propria capitana Gramaccioni, il palleggio, poi si allunga il pallone, lo riconquista Nasraoui, contropiede del Cuscagliari, Kassai si ferma, poi la lascia lì per Salvemme, il tiro della 22 sbagliato, a rimbalzo Nasraoui, riparte da fuori, partenza di Gagliano, dentro ancora per Nasraoui che stavolta affidandosi al tabellone trova 2 punti. Punteggio nuovamente di più 22 per Matelica. Ora Chiovato prova ad andare da sola, trova il contatto, sarà rimessa in favore dell'Alley Thunder. Intanto Lizzi lascia il posto a Olga Ceciak, fuori anche Nasraoui. Fa il suo ingresso in campo un'altra giovanissima, la classe 2005, Chiara Lai. Sbaglia dalla lunetta Chiovato. Fallisce anche il secondo tentativo dalla linea della carità Federica Chiovato. Il possesso però resta alla Alley Thunder. La tripla di Ceciak riporta a più 25 Matelica. Kassai, Salvemme affronta Lorusso, sfrutta un blocco, va al tiro, sbaglia, poi a rimbalzo Gagliano la fa sua, riparte da Granzotto, 1 contro 1 con Gramaccioni, cerca e trova Eleonora Kassai, cerca lo scarico per Lai che però è ancora fredda, non è abbastanza reattiva, riparte subito Offor che sbaglia, poi a rimbalzo Gramaccioni non riesce ad anticipare Gagliano, allora prova a ripartire Granzotto, si fa vedere centralmente Kassai, scarico ancora per Granzotto, Gagliano riceve ora nel pitturato Chiara Lai, cerca l'appoggio del tabellone, non trova però il canestro. E allora Gramaccioni può organizzare nuovamente l'azione offensiva di Matelica, qui sfrutta il blocco di Offor, si libera all'angolo quasi Chiovato, tentativo da 3, sbaglia, a rimbalzo Ceciak, la riconquista. Ora Lorusso, la penetrazione, poi la perde, Gagliano è finita in un imbuto e alla fine arriva il fallo di Offor. Intanto coach Sciascia dà spazio anche ad altre 2 giocatrici che hanno un minutaggio abbastanza risicato. Si tratta di Poddighe e Corso. È proprio Poddighe a toccare il suo primo pallone, la cede a Kassai, ora Corso per Gagliano. Gagliano si gira, prova a lavorare sul piede perno, tenta il tiro, lo sbaglia ma a rimbalzo e reattiva Poddighe. Extra possesso per Cagliari, Corso si prende il tiro da 3, lo sbaglia. Questa volta a rimbalzo è Lorusso ad arrivare per prima. Gramaccioni. C'è il blocco di Ceciak, poi Lorusso. Prova ad attaccare centralmente Lorusso, entra fino in fondo, poi carica troppo e sbaglia. Kassai, ancora percorso, il palleggio della 34, poi Lai a cercare dentro Gagliano, si va dall'altra parte su Kassai, parte a testa bassa Kassai, trova il contatto, allora sarà ancora possesso per il Cuscagliari. Nel frattempo fuori Chiovato per la Alley Thunder. Dentro con la 11 Battellini.
Poddighe rimette in gioco Percorso. Ancora Alessia Poddighe. Prova ad andare da sola, trova ancora un contatto, stavolta di Ofor. E allora va in lunetta Alessia Poddighe. Fallisce il primo tentativo. Sbaglia anche il secondo libero Alessia Poddighe. Altri 2,13 alla sirena. Gara che ovviamente non ha nulla da chiedere in termini di punteggio. Intanto altra girandolo di sostituzioni, rientra in campo Lizzi, rientra anche Chiovato, fuori Ofor, Gramaccioni. Qui intanto c'è un'infrazione nella rimessa laterale di Battellini. Allora possesso per il Cus Cagliari. Corso parte da sola, poi la cede a Gagliano. Lo scarico per Cassai, prova a partire, l'appoggio centrale per Lai, prova ad avventurarsi nel pitturato, poi non trova la via del canestro, a rimbalzo la fa sua Ceciak. Lo Russo si lascia ingolosire, tenta la tripla, la sbaglia, a rimbalzo la conquista Eleonora Cassai. Prova a ripartire la numero 17 del Cus Cagliari. Corso. Palleggio di Poddighe, prova a sfruttare il blocco, la lascia lì per Gagliano che si prende il tiro da 3, sbagliato, a rimbalzo Lai, extra possesso Cagliari. Corso, anche lei tenta la tripla, la sbaglia, stavolta il rimbalzo favorisce Matelica. Il palleggio di Chiovato per Ceciak. Chiovato, la penetrazione, poi lo scarico proprio per Olga Ceciak. La partenza della polacca che va a subire il fallo di Gagliano. Allora saranno 2 liberi in favore dell'ala polacca. Solo rete nel primo tentativo. Con l'aiuto del ferro trova anche il secondo punto dalla linea della carità Olga Ceciak e poi lascia il posto a Zamparini. Punteggio di più 29. Cassai. Prova l'azione personale, poi scarico per Gagliano. Corso per Poddighe. Tentativo di tiro corto per Alessia Poddighe. Palla fuori e possesso ancora per Matelica quando mancano 46 secondi al termine. Utili solo per le statistiche. Chiovato sfrutta il blocco di Lizzi, poi trova un'autostrada, si avventura, va fino in fondo ma non trova il canestro. Il rimbalzo è di Gagliano. Ora Corso, Cagliari non avrà comunque l'ultimo possesso. Palla scaricata per Cassai. Poddighe cerca centralmente Lai, disturbata da Chiovato. Ancora Poddighe, trova ancora Chiara Lai, si prende il tiro, lo sbaglia proprio sulla sirena. E allora a questo punto rallenta e si ferma Lizzi. Finisce qui 68-39, a dimostrazione di un gap tecnico decisamente incolmabile quest'oggi da parte del Cus Cagliari nei confronti di Matelica, che dunque momentaneamente va ad appaiare in prima posizione Alpo in attesa del derby delle 18:30 a Vicenza. Noi sulle immagini del nostro Pierpaolo Grattau che documentano i saluti finali tra le due squadre ci salutiamo. Da Andrea Collu un caro saluto e alla prossima.